ritrovati nella nostra rubrica Incontri con l'autore, qui ad Abitare 3 dei Fratelli Trevisan in Corso del Popolo 95. Il nostro graditissimo ospite questa sera è Edoardo Pittalis, giornalista per molti anni al Gazzettino, ancora collabora col suo giornale, scrittore, grande divulgatore, con la sua ultima opera, la più recente. Questa è uscito qualcos'altro nel frattempo? No, questa è la più recente. Fine febbraio. Quindi insomma è la più recente. La più recente molto attuale, quindi avremo modo di parlare di argomenti che ci toccano molto da vicini, pur essendo un libro di storia veneziana, La Serenissima e le epidemie, scienza, fede e superstizione, come Venezia affrontò il nemico invisibile. Pubblicato dalla Biblioteca dei Leoni nel 2021, quindi recentissimo. Allora, io comincerei dalla fine, come ho scritto anche in una recensione che però non è ancora uscita, che spero che uscirà, uscirà, quindi è un'anteprima. Lo leggo da qua perché ho fatto dei tagli, altrimenti era un po' troppo lunga. Ci sono due immagini dell'anno appena trascorso che resteranno nella storia. La prima foto è quella disperata dei camion militari che portavano via dagli ospedali le bare dei morti di Covid. Morti da soli, senza nessuno accanto, senza uno sguardo, una carezza. Morti nel 2000 come si moriva nel lazzaretto di 5 secoli fa. La seconda foto è quella di Papa Francesco, solo in una piazza San Pietro deserta. Eppure, nella sua drammatica solitudine, questa è la foto della speranza. Non c'è nella vita una notte infinita. Basta un vaccino per dire che è giorno. Ecco, io ho trovato molto molto bella la chiusura di questo libro, che è veramente un'ottima sintesi di tutti gli studi che ci sono stati dagli anni '80 più o meno su questo argomento, sulla peste e sulle epidemie, e su come la Serenissima le affrontò, con delle innovazioni che bene o male in qualche maniera ripercorrono alcune accortezze, alcune prescrizioni alle quali siamo sottoposti. Io forse non lo sai, ma avevo collaborato, ero giovanissima, in Archivio di Stato ho collaborato alla ricerca sui documenti dell'archivio per la mostra famosa, quella Venezia e la peste, che poi ha dato sviluppo ad un catalogo che è rimasto una pietra miliare sull'argomento. Questo tuo libro è preziosissimo, perché quel catalogo non si trova più, è ormai in antiquariato, cioè lo si trova anche a un prezzo molto elevato e le copie sono poche, quindi fa tesoro di tutta la bibliografia che poi ha preceduto e ha seguito quegli studi, dal libro di Moracchiello a Paolo Preto, cioè tutti gli studiosi, Möller, che hanno lavorato sulla peste, Andreina Zitelli per quanto riguarda la parte più scientifica e medica. E non so come hai fatto a sintetizzare in 140 pagine più o meno tutto questo lavoro. È stato veramente, io l'ho letto con gran piacere, ritrovando molte cose che conoscevo, alcune che non ricordavo, perché ormai sono passati tanti anni. Ma quel libro, quel catalogo è stato fondamentale. Me l'ho recuperato alla biblioteca di Mestre, sì. La biblioteca di Piazza Donatore di Sangue, riuscito a recuperare. È stato fondamentale perché non ha un paragone, non c'è stato altro dopo. No. Quindi quella volta era della Marsiglia, mi pare il catalogo, ha fatto un'operazione straordinaria, che è di grande curiosità, perché non ci sono moltissimi riferimenti storici, però c'era curiosità. Parlava della Triaca, come si componeva, parlava di un documento, di un lasciapassare, una specie di Green Pass dei giorni nostri, ne parleremo, e dove è stato trovato e che cosa c'era scritto su quel documento, per cui erano tanti piccoli pezzi che servivano per comporre un mosaico più grande, e quindi è stato utilissimo su quello. Però contemporaneamente a questo libro, il libro è stato messo anche in scena da me con Gualtiero Bertelli e con Cimo Nogarin alla chitarra, perché Gualtiero ha trovato in un catalogo ancora più vecchio delle poesie, delle note, delle canzoni che si riferivano alle pestilenze a Venezia. Non l'ho visto, non sono riuscita a vederlo. E allora che cosa è venuto fuori? Lui ha ripreso questi testi, li ha musicati ed è venuto fuori
sono venuti fuori gli aspetti che magari anche nel libro era difficile raccontare. C'è per esempio una canzone in cui i veneziani che non vogliono aprire i negozi, che non vogliono aprire la bottega, che non vogliono aprire lo studio, si lamentano, andiamo in campagna, andiamo fuori, andiamo via perché qui non c'è più niente da fare. E attraverso queste lettere, queste missive, a volte delle cose che appendevano alla porta del negozio chiuso, veniva fuori una realtà abbastanza singolare, diversa, che raccontava soprattutto che cosa doveva essere la vita in una città come Venezia, che al tempo delle grandi pestilenze era tra le più grandi del mondo, in qualche occasione persino la più grande del mondo conosciuto, comunque parliamo dell'Europa, della civiltà europea, e che all'improvviso si svuota oppure viene isolata perché arriva la pestilenza da qualche parte. Beh, è molto interessante appunto vedere, ripercorrendo questa storia che comincia nel 1348 e però va avanti fino al 700, perché noi ricordiamo le due grandi pesti del 1576-77, 1630-31, che poi hanno dato vita a due grandi chiese della città, no? La Basilica della Salute e Redentore. Però la peste è stata endemica per secoli, quindi si ritornava non così virulenta, non così forte, ogni però 20-30 anni si trovava, la pestilenza, la città e tornava. E tutto il resto del mondo allora conosciuto subiva questa E la cosa interessante è che Venezia è stata spesso in anticipo rispetto agli altri stati nelle sue scelte e nelle sue decisioni. Per esempio ha creato un organismo nuovo, i Tre Savi alla Sanità, oppure ha deciso di isolare i malati, quindi sequestrava le case addirittura con le chiudeva, le asce sulle porte, prendeva le cose degli infetti, i vestiti, i libri, persino le lettere, controllava, le seppelliva o le bruciava o le seppelliva sotto la sabbia al Lido o nelle isole, i cadaveri venivano sepolti sotto la calce nei posti più lontani. Venezia ha fatto delle cose in anticipo, perché non solo ha fatto i Tre Savi della Sanità, che poi sono diventati una magistratura vera e propria, operante sempre, anche quando non c'era la pandemia, insomma, era una cosa alla salute. E poi è la prima che divide il lazzaretto, una invenzione veneziana. Quindi l'isolamento. Con un nome che poi si diffonde in tutto il mondo, per cui ancora oggi si parla di lazzaretti, ma che cosa fa? Divide i contagiati dai sani. E questa è già la prima grande suddivisione, la prima grande, quasi una scoperta. Cioè teniamo presente che la medicina ha pochissimo spazio, perché non ha elementi, non ci sono i farmaci di oggi, non c'è la struttura. Per cui già costruire due ospedali, uno per gli appestati e l'altro per chi aveva superato la malattia o per chi era sospetto, significava già creare qualcosa di diverso e di nuovo. Per esempio, anche sotto il profilo nel libro si affronta anche il profilo della superstizione, della credenza popolare, della religione talvolta esasperata. Ecco, a Venezia, per esempio, non c'è nessun processo agli untori, non c'è nessun caso come a Milano in cui gli untori vengono arrestati e uccisi in quella maniera, poi come raccontato nel processo alla colonna infame dal Manzoni, squartati, fatti a pezzi, buttati nel naviglio, disperse le ceneri. No, a Venezia non esiste un problema di questo tipo, perché la potenza dello Stato è superiore, così come a Venezia l'Inquisizione ha meno effetti rispetto ad altre realtà, altri stati contemporanei, perché la forza dello Stato è anche quella di saper avere un'autonomia nel giudizio, anche una capacità di essere autonomi rispetto alle grandi potenze politiche o religiose del proprio tempo. Per cui Venezia si distingue sotto questo aspetto. Però per quanto riguarda le pestilenze agisce anche con errori, perché se uno legge i documenti del tempo capisce che sembra di vivere nel tempo di oggi. Cioè la prima cosa a cui si guarda non è se davvero c'è la pestilenza, non è se davvero c'è il contagio, ma che effetti dannosi può avere
per il nostro commercio, per la nostra forza economica, per la nostra potenza, chiudere in questo momento. E allora molte volte si ritardano le chiusure, si allacciano rapporti con paesi e città che si sa che sono contagiate, perché non ci si può, e soltanto quando è tardi, quando non si può più fare a meno, allora si prendono tutte le decisioni che sarebbero dovute prendere prima, probabilmente con un maggior beneficio per la comunità, ma con scarso evidentemente beneficio per l'economia della città, per l'economia della Repubblica, della Serenissima. Quindi molte cose sono simili, perché a un certo punto nel libro è raccontato, ma sono storie che quando non si sa come fare, cosa si fa? Si chiamano alla raccolta gli scienziati del tempo. Venezia ha lo studio, cioè l'Università a Padova, dove ci sono i medici più famosi, ma non soltanto della Serenissima, i medici più famosi d'Italia e in qualche modo anche tra i più importanti dell'Europa, del mondo colto di quel periodo, del panorama scientifico, perché vengono poi a studiare a Padova e a insegnare scienziati da ogni parte d'Europa. I più grandi scienziati, anche non solo della medicina, ma anche dell'astronomia, della fisica, vengono a studiare, a insegnare a Padova, a studiare a Padova, per cui loro chiamano gli scienziati dello studio, che vanno davanti al Gran Consiglio, spesso in riunioni plenarie, e che si dividono esattamente come i virologi e gli scienziati di oggi. C'è chi dice che c'è la peste, c'è chi dice no, non è vero, c'è chi no, è soltanto un'influenza, forse un'epidemia di tifo che si può controllare. Insomma, tutto questo serve sempre a prendere tempo. E poi chi paga? A un certo punto gli scienziati che si sono troppo esposti dicendo non è la pestilenza, quando arriva davvero la pestilenza vengono cacciati. Qualcuno muore anche perché nell'esporsi va anche nelle case degli appestati per dimostrare che non ci sono problemi. Però la scienza può far poco, cioè può solo consigliare l'isolamento, la divisione, il distanziamento. Lavatevi le mani, dicono gli scienziati, pulitevi, aereggiate la casa, state lontani. Lo stesso medico non si avvicina mai al malato. Il medico, noi siamo abituati a vedere quelle famose maschere con il naso lungo, il medico ha un bastone, è col bastone che tocca il malato, non si avvicina mai, se ne guarda molto Mi bene. sembrava sensato. È a distanza, quindi il distanziamento viene eseguito, così come pure tutte le altre cose. E quando a un certo punto si chiudono le città, si chiudono davvero, cioè non entra più nessuno e non esce più nessuno. E gli unici che sono autorizzati hanno dei lasciapassare, delle tessere sanitarie, cioè quindi dei Green Pass come adesso. Certo. E poi anche nel tuo libro ci sono molti riferimenti alle conseguenze sociali, politiche ed economiche anche della pestilenza, ma anche del post-pestilenza, il ripopolamento della città, quindi l'arrivo dei bergamaschi, dei bresciani per ripopolare una città che era stata decimata dal morbo. Ma anche mi è piaciuto molto il riferimento all'arte che hai fatto, cioè l'analisi di come l'arte ha rappresentato la pestilenza, il riferimento alla storia di San Rocco, il cambiamento del modo di rappresentare anche questa cosa. È il modo di vedere le cose che cambia. Esatto. All'inizio il prototipo il santo che deve rappresentare questa comunità invasa dalla peste, non solo la comunità veneziana, l'intera comunità cristiana invasa dalla peste, qual è? È San Sebastiano, il quale la peste è il castigo di Dio in pratica, per cui tutte le frecce vanno sul martire, che a un certo punto guarisce dalle frecce, ma anziché scappare da San Sebastiano viene messo al palo e è preso a colpi di freccia da però dopo qualcuno lo salva, lo porta lontano, lui si rimette e anziché andare via, non uscire, allontanarsi, che cosa fa? Ritorna per farsi colpire un'altra volta, quindi è il castigo di Dio al quale non si può sfuggire. Poi cambiano le cose, il prototipo di questo santo da rappresentare non è più San Sebastiano ma è San Rocco. San Rocco che cosa ha fatto? Ha avuto la peste, però è guarito anche con l'aiuto di un cane, di qualcuno che gli porta da mangiare, e anziché, siccome una volta guarito non è più, è immunizzato, non può essere più contagiato, cosa fa? Va a portare
suo aiuto agli altri appestati, quindi si trasforma, non è più un castigo dal quale non si può sfuggire, ma è una cosa dalla quale si può guarire con l'aiuto chiaramente di un santo. Sì. Per cui anche la metodologia, anche perché se avessero capito che il contagio si spargeva toccandosi o stando insieme, non avrebbero fatto tutte le processioni e i cortei nei quali non si finiva a fare altro che diffondere la pestilenza, diffondere la malattia. Il libro è ricco di immagini, c'è una ampia ricerca iconografica, eccolo qua, il medico con la maschera a forma di becco d'uccello, dove all'interno venivano messe essenze, profumi che si pensava, si sperava che avrebbero purificato l'aria, perché non si sapeva l'origine della peste, si pensava che fosse dovuta all'aria, no? Mentre invece poi gli studi, ma molti secoli dopo, hanno scoperto che era un batterio che stava nelle pulci, le pulci andavano sul topo, il topo aggrediva l'uomo, insomma, e le pulci andavano dal topo all'uomo e arrivavano con la nave. I topi arrivavano con le navi, Sì. Venezia era un porto, la prima pestilenza, quella importante, quella famosa peste nera, quella che viene raccontata dal Boccaccio nel Decamerone. Cioè, queste pestilenze hanno anche dei cronisti straordinari, d'eccezione, perché una viene raccontata dal Boccaccio nel Decamerone e l'altra da Manzoni nei Promessi Sposi, ma c'è anche Defoe, il grande scrittore inglese, che racconta la pestilenza di Londra nel Settecento, per cui ci sono, ognuno di questi grandi eventi ha avuto anche un grandissimo cantore che ce l'ha raccontata alla sua maniera, perché magari la realtà in qualche modo poi l'ha travisata oppure era troppo cruda per essere riferita così com'era, però molte cose le sappiamo dal periodo, per cui la prima venisse con delle navi genovesi che erano partite dal Ponto, quindi dai mari dell'Oriente, del Medio Oriente, vicine tra la Russia, i Dardanelli, tutta la Turchia, quella era la zona nella quale arrivavano e partivano le navi, perché poi dovevano andare verso l'est estremo, inoltrarsi per la via della Seta e per tutte le altre strade che portavano lontano. Questa viene portata così e si diffonde in fretta, perché le navi vanno in tutti i porti, perché i marinai vanno in tutti i porti e si diffondono facilmente. Le città, quando si accorgono che devono chiudere, probabilmente è tardi, ma come dicevo prima, anche quando sanno che devono chiudere, rimandano. Anche la pestilenza del 600 si sa quando arriva, perché un ambasciatore del duca di Mantova che la porta, che sta male subito, e quindi si grida immediatamente alla peste, però anche in quell'occasione bisogna prendere tempo, chiamare gli scienziati, uno dei quali dice no, forse aspettiamo, non si capisce, non si sa. Se si fosse intervenuto in tempo probabilmente sarebbero evitati dei danni. Però questa è una storia che si ripete anche adesso, è la stessa cosa. Quando arriva nel Novecento, nel primo Novecento, la famosa spagnola che fa più morti della Grande Guerra, e arriva proprio nel periodo in cui sta per finire la Grande Guerra e nell'anno successivo, anche lì sarebbe potuto probabilmente intervenire, pur tenendo conto che non c'erano ancora i mezzi e le medicine che ci sono oggi, non c'era una struttura sanitaria come oggi, però se uno va a vedere cosa è successo con la spagnola e come si è combattuto, le fotografie del 1919-1920 sono le stesse di oggi, la gente con la mascherina, gli uffici pubblici chiusi, le scuole chiuse, ma non solo in Italia, negli Stati Uniti, nell'Europa, in Italia, i bar chiusi, i ristoranti chiusi, i tribunali chiusi, per cui non è una cosa che scopriamo oggi, è una cosa che si è ripetuta più volte. Anche quella volta non si doveva parlare di un'epidemia, di una pandemia, perché metà del mondo era in guerra, soprattutto l'Europa, perché si chiama spagnola. Si chiama spagnola semplicemente perché la Spagna, che non era in guerra, non aveva la censura nell'informazione nella stampa. Per cui ha cominciato a parlare di questa epidemia. E allora è stata chiamata spagnola, perché ne parlava la Spagna. Tra l'altro fu colpito anche il re spagnolo, non mi ricordo, Luigi qualche cosa,
che però non in maniera grave si è ristabilito, è morto molti anni dopo, per cui non è morto di spagnola, però l'unico modo con cui se ne poteva parlare era quello di un paese non censurato. In Italia, dove c'era la censura militare, perché l'Italia era dalla Grande Guerra, era proibito parlare di pandemia. Se uno guarda i giornali di allora, scopre che nel libro sono riportati per esempio dei necrologi di alcuni ufficiali che muoiono per la spagnola, e il necrologio dice una cosa del genere: il tenente o il capitano XY che è scampato alle bombe austriache e alla mitragliatrice del nemico è morto per malattia, per questa malattia. Ma non si dice di che malattia sia, ma si capisce benissimo che è un giovane di 30 anni che ha combattuto, che non è rimasto neanche ferito in guerra, poi muore per l'epidemia. Nel Veneto è tanto proibito che a un certo punto è raccontata la storia di una bambina che muore di spagnola in braccio alla mamma in una calle veneziana, e si parla di un'influenza. Eppure in Italia, nel Veneto, ma anche in Italia, il primo caso rilevato di spagnola, che fu chiamato tifo, è in provincia di Vicenza, a Sossano mi pare, e il medico dice subito che cos'è, lo riferisce, ma il sindaco parla di influenza, però fanno chiudere tutte le scuole e poi si diffonde. Non era difficile la diffusione della malattia, i soldati erano al fronte, erano ammucchiati, vivevano nelle trincee, bastava che qualcuno avesse la malattia perché portasse il contagio, perché si diffondesse rapidamente. Tra l'altro a portarlo furono i soldati americani, quando sono arrivati sul fronte europeo per dare una mano per la Grande Guerra, perché la malattia si era diffusa in un campo di addestramento di reclute nel Texas, e da lì era partito. E in America, che fu la prima nazione nella quale questo si diffuse, tra l'altro la spagnola colpì anche personaggi diventati poi famosissimi, cioè sono sopravvissuti personaggi diventati famosissimi, tra i quali Walt Disney, che era una giovane recluta, Franklin Delano Roosevelt, il futuro presidente americano, che su una nave ormeggiata lì a New York fu colpito e isolato perché aveva la spagnola. Quindi tanti personaggi, anche un'attrice che si chiamavano la fidanzata d'America, contagiata dalla spagnola. Fortunatamente tutti superarono con qualche facilità la pandemia, però era tanta, l'America si è bloccata, anche lì ci furono stati in cui fu possibile chiudere tutte queste cose, altri che esattamente come sta succedendo adesso, dove alcuni giudici vietarono per esempio le chiusure, vietarono, come succede praticamente adesso, cioè la storia si ripete sempre, cambiano le cose, cambiano le disponibilità, però è sempre la stessa cosa. Per cui il libro cerca di spiegare il passato, ma anche di affacciarsi anche oggi, anche nel presente, perché anche questa avversione ai vaccini, che non c'erano ma che poi sarebbero arrivati, anche l'avversione alle medicine, l'avversione agli isolamenti, si è sempre verificata. Ora io non sono molto comprensivo verso chi oggi rifiuta di prendere atto che esiste il Covid e addirittura lo nega. Cioè, personalmente lo Stato secondo me avrebbe dovuto prendere come decisione quella di un obbligo vaccinale, lo avrebbe dovuto fare come è stato, come probabilmente stanno per arrivarci altri stati in breve. Cioè, si è perso forse il tempo così, perché è vero che uno è libero di scegliere il proprio destino, però è anche vero che noi per Costituzione, cioè per nostra Carta Costituzionale, dobbiamo stare molto più attenti all'interesse comune, quindi alla salute comune, che all'egoismo del privato, del singolo, altrimenti non ci sarebbero. Si tratta di regole democratiche, non regole imposte da chissà quale dittatura, regole democratiche che devono essere seguite, e in periodi come questo probabilmente ci sono delle regole che vanno rispettate in qualche modo di più. Ma tutte queste cose, a leggere, a guardare la storia, ci sono già state. Cioè noi non inventiamo niente, aveva ragione Nico, corsi e ricorsi. Si ripete sempre, no?
e soprattutto a non stare attenti alla storia si ricade negli stessi errori. Esatto. Nel tuo libro anche spieghi il perché si chiama influenza. Ce lo vuoi raccontare? Perché si chiama influenza? Da cosa dipende da questa parola? Beh, ma perché questa parola è vecchia, è antica, cioè già nel Medioevo parlavano di questa dell'influenza, ma come che fosse una cosa non assolutamente pandemica, negativa, ma che colpiva con facilità, ricorrente, cioè la cosa soprattutto era che ricorreva. Cioè un anno dopo si ripresentava, sempre con le stesse forme e le stesse, per cui anche la spagnola è stata chiamata influenza. E ha avuto più nomi, ma tutti legati all'influenza. In Italia parlavano di influenza perché alla lunga la parola influenza aveva perso le sue connotazioni negative e aveva assunto invece una connotazione sì ripetitiva ma non letale, ma di una cosa che si poteva comunque combattere e comunque vincere. Sì. Oggi abbiamo strumenti, schemi e medicine che possono combattere. La via dei vaccini non è antichissima, parte soprattutto con l'Ottocento, è una via sperimentata, è una via però sicura, anche se qui parliamo di pestilenze, non esiste un vaccino contro la peste, per esempio. No. Non è mai stato a noi individuato il vaccino della peste, come si presenta, come è facile, come è possibile identificarlo con esattezza, con precisione, ma non è stata inventata una cosa che ti immunizzi da una malattia come la peste. Fortunatamente la peste, che però c'è qualche focolaio nel mondo, vero, ogni tanto? Non è più una malattia, perché le medicine che abbiamo, a cominciare dagli antibiotici, eccetera, riescono a fermarne gli effetti e le diffusioni. Così come il coronavirus è stato possibile identificare i vaccini e quindi arginarlo. Questo non significa, io penso che quasi certamente ogni anno faremo un vaccino come per l'influenza, anche per il Covid o per qualcosa del genere. Però sì, quando ci sono va bene. Io ho abbastanza anni per ricordare che quando andavo a scuola alle elementari c'erano dei bambini che non si potevano muovere per la poliomielite. Io avevo una compagna di classe alle scuole elementari, molto bella, intelligentissima, che ogni mattina veniva sulle spalle del fratello più grande, che la portava a scuola, la appoggiava sul banco, la faceva sedere davanti al banco e la lasciava lì sino a quando, finite le scuole, la lezione, ripassava a prenderla. Ora, noi siamo stati anche fortunati perché qualche anno dopo è venuto fuori il vaccino. Ti ricordi che venivano con la zolletta di zucchero, ci mettevano sopra le gocce e ce lo davano a scuola? Quindi cioè, lì nessuno si opponeva, no? Come adesso certi genitori si oppongono ai vaccini. Lì era una fortuna, eravamo tutti contenti di farlo, perché quando ci facevano la puntura un po' meno, però quello con lo zucchero era anche un divertimento. Abbiamo fatto punture e vaccini una dietro l'altra. Era probabilmente nessuna generazione come la nostra, cresciuta negli anni 50, di bambini negli anni 50 ha avuto tante iniezioni, tanti vaccini, però era così, l'alternativa era non camminare per tutta la vita o rimanere spregiati per tutta la vita. Perché? Perché non si era preso un vaccino. Ma bisogna anche ricordare che Sabin inventa un vaccino che avrebbe potuto renderlo, credo, l'uomo più ricco del mondo, e l'ha regalato. Certo. Cioè, l'ha regalato perché nessuno doveva pagare per quello che era stato inventato e messo a punto. Oggi si paga anche, è lo Stato che paga, che in Italia perlomeno, che ti vaccina e che ti mette a disposizione tutto. Siamo anche sotto quel profilo un popolo più fortunato rispetto ad altri, perché l'Italia ti garantisce l'assistenza sanitaria chiunque tu sia, qualunque cosa tu faccia. Gratuita. È gratuita, per cui non lo so, è anche buttare via il bene di Dio, insomma, tutto quello che tu hai a disposizione per star meglio e lo rifiuti. Ma tu come te lo spieghi questa avversione di una fascia di popolazione, questi genitori, queste persone
che rifiutano il vaccino perché ritengono queste grandi case farmaceutiche, appunto, delle entità che speculano sulla salute delle persone, perché non si fidano di... Non capisco il perché, cioè tu come te lo spieghi che c'è questo movimento che non esisteva ai tempi nostri, negli anni 60 non esisteva. Sarebbe facile dare una risposta se questo movimento fosse solo in Italia, ma è in tutto il mondo. È esteso in tutto il mondo. Io penso che sia, ma non è che posso darmi una risposta perché non lo capisco. L'altro giorno ho intervistato per il giornale un professore universitario importante che dirige un dipartimento importante. Siamo messi lì a parlare del Covid, dice ma nel mio istituto, nel mio dipartimento siamo in 100, quelli che non hanno aderito, quelli i Novax sono 5. Dice ma tu non pensare che sia il tecnico o quello che fa le pulizie, perché di questi 5, 3 sono docenti universitari di ruolo da tanto tempo, cioè, e siccome parlavamo di facoltà scientifiche, quindi è anche difficile, cioè uno faceva l'astrofisico, cioè se l'astrofisico non crede nella scienza, in che cosa crede? Ha gli strumenti per sì, ma poi stiamo parlando delle cose che sono difficili da capire, solo con la scienza uno può immaginarsi l'astronomia in una maniera diversa da quella che posso pensare io. E però ho provato anche a parlarci, mi diceva questo, ho parlato con uno, siccome sapevo anche che era cattolico, gli ho detto scusa, ma se persino il tuo Papa dice che bisogna vaccinarsi, e lui mi ha risposto non parliamo di questo Papa che è un abusivo sul trono. Dice, a quel punto ho capito che non c'era più nulla da dire. Non c'è niente da discutere. Cioè, non stiamo parlando di uno che è ignorante perché non ha studiato o perché non ha avuto gli strumenti per aggiornarsi. No, stiamo parlando di gente che probabilmente è molto più colta di me. In dubbio, sicuramente nella sua materia sa cose che io neanche immagino, che conosce mondi che io non so neanche se esistono o se possono esistere, però l'atteggiamento è questo. Perché? Non so, probabilmente si è un po' addormentata la società da qualche anno, forse corretta o corrotta, non lo so, da un certo tipo di informazione, perché ha le sue responsabilità di spettacolo televisivo, di qualcosa che magari non abbiamo percepito e si comporta così, perché non stiamo parlando di paesi dove c'è meno cultura, dove c'è meno ricchezza, stiamo parlando di paesi dove gli strumenti del benessere, della conoscenza ci sono tutti a servirsi. E poi l'altra cosa che è determinante per molti è istruirsi non con la cultura vera, ma con internet, su Facebook, cioè la ricerca di tutto quello che vorresti sentirti dire, non di quello che è, ma di quello che vuoi sentirti dire. Io ascoltavo un'intervista, no, con Messner, perché parlavano dell'Alto Adige, che ha una bassissima percentuale di persone che si sono vaccinate, e anche altre realtà e anche altre persone appunto che riflettono su questo, medici, amici miei, mi dicevano che secondo loro una causa potrebbe essere anche il fatto che le persone non si fidano più della politica. Allora, se i politici mi dicono di fare una cosa, sicuramente c'è un inghippo, c'è una fregatura, e quindi se il Ministero della Salute mi dice che mi devo vaccinare, c'è qualcosa che non va, non mi fido. E diceva appunto che in Alto Adige questo è il meccanismo per molte persone, che non si fidano, non hanno fiducia nelle istituzioni. Sì, e allora forse anche questo è un motivo. Ma non hanno fiducia nelle istituzioni italiane? Dice, dovrebbero avercela per quelle austriache, ma in Austria è la stessa cosa. Sì, appunto, ma in generale, nelle istituzioni in generale dello paesi, Stato. La Germania è divisa ancora col vaccino, cioè la Germania occidentale è quasi tutta vaccinata, l'ex Germania orientale è poco vaccinata. Perché? E questo ha a che fare però con il retaggio del sovietico, no? Perché anche in Russia non si vaccinano. Sì, allora, perché non si fidano? Cioè in Africa non si vaccinano perché il vaccino non glielo diamo. Ma anche i paesi dove... Ma lì i poveri non hanno colpa. Ecco, anche i paesi, le nazioni che potrebbero avere gli strumenti per vaccinare di più, non lo fanno con questa... come dovrebbero. E nei paesi d'Europa dell'Est non si vaccina perché c'è ancora un retaggio del comunismo. Sì. Ma che cosa vuol dire?
così mi dicevano, che non si Sì, fidano. ho capito, ma basta non fidarsi. Cosa vuol dire? Poi io non mi fido dei politici. Vabbè, il politico mi vuole mandare in guerra, io non ci vado. Ma qua ti sta dando una medicina. Cioè non è che ti sta sconvolgendo la vita, non ti chiede più tasse, non ti chiede di votarlo. Ti sta dando delle medicine che servono a combattere un nemico invisibile che c'è in È un questo atteggiamento momento. irrazionale, insomma, anche questo- molti hanno paura anche. Io la paura la posso anche capire, no? Perché la paura non la spieghi, però magari affidandosi a chi ti spiega le cose, magari uno il piccolo rischio che comunque c'è in qualsiasi farmaco tu prendi, dall'aspirina a qualsiasi cosa, ovviamente insomma, ti fa superare quel timore che puoi avere rispetto alle conseguenze che in piccola parte, minimissima parte possono capitare. Ma io non riesco a capire una cosa, cioè a parte che poi quando facevamo le visite al servizio militare ti facevano l'iniezione e ci mettevano tutto dentro, non so, cioè, però era un'iniezione che ti immunizzava da tante cose. Ma io ricordo che la gente che voleva andare in Africa, sino a qualche anno fa, per fare questi viaggi turistici, faceva tutti i vaccini che chiedevano. Assolutamente, ma certo. Dalla malaria al resto, perché se no non ci potevi andare. Quelli che per scopi molto meno nobili del turismo andavano nei paesi, nel Siam, nella Thailandia, Sì. facevano tutti i vaccini che gli Certo. chiedevano e non si ponevano il problema Delle di che cosa c'era conseguenze dentro. o di Chi ha usato il Viagra, che è fatto dalla stessa Della casa Pfizer, che fa i vaccini, esatto. non è che si è chiesto che cosa gli Cosa mettevano può dentro. succedere? Lo usava perché gli interessava usarlo, gli faceva più giustamente, ognuno usa quello che vuole, questo è il Certo. problema. Siccome non c'è niente che possa, cioè, è vero, c'è un retaggio sicuramente anti qualche cosa, ma c'è anche una ignoranza di fondo. E viene anche utilizzata da certi movimenti, no, per interesse politico. Ora io ho un medico che non è favorevole ai vaccini, io non riesco a concepirlo perché il medico è la creatura della scienza, cioè ti ordina le medicine, cioè il medico si serve delle persone per curarle, cioè è fatto per curare le persone, non per ucciderle, Ma certo. perché lì bastano altri sistemi, altre mentalità, altre professioni, non è quella del medico. Per curare le persone dai medicine. Il vaccino è una medicina, non è diversa dalla baragina che ti occorre per i dolori di un certo tipo o dalla tachipirina per i dolori. È uguale, non c'è niente di più, niente di meno. Certo. È mirata a combattere quel virus, perché ogni virus è diverso e quindi... E allora qual è il problema? Il problema è che poi tu vedi le colonne, ecco per tornare al discorso dell'inizio, le colonne di camion cariche di bare, di persone che sono morte e che vengono portate via verso città, Stato terribile. altre città dove funzionavano i forni crematori perché non potevano accumulare, Certo. cioè, siamo a 130.000 morti in Italia. Sì, sì. E purtroppo la lista continua giorno dopo giorno, siamo a 13.000 morti soltanto nel Veneto e non è che il Veneto rappresenti un decimo degli italiani, siamo 60 milioni e qualcosa, il Veneto ha 4 milioni e mezzo di persone, quindi il numero di morti in qualche maniera è superiore al numero, Certo. alla percentuale che dovrebbe avere. Eppure il Veneto è anche una delle regioni dove c'è stata attivamente più lotta, più contrasto, con più precauzione, più cura, perlomeno tutti i giorni non si è ignorato il problema, se ne è parlato tutti i giorni. Allora, per tornare a quelle bare che andavano via, tutti quei morti erano morti da soli. Cioè io credo che venga a mancare non solo la pietà cristiana, ma proprio la pietà umana. Cioè, una persona che muore dovrebbe avere vicino le persone che ha sempre amato o che lo hanno amato, quelli che lo hanno circondato, gli amici, i parenti, quelli che gli hanno voluto bene. E invece è stato tolto anche questo, per cui è stato tolto doppiamente a chi se n'è andato, ma anche a quelli che hanno visto, che non hanno saputo che l'altro se n'è andato. Tutto questo è indifferente, non cambia nulla. Questo povero Papa che da solo sotto la pioggia me lo e ricordo. claudicante perché c'era qualche problema. Con quel crocifisso che vabbè. sembrava piangesse con la pioggia che scendeva, Sai, terribile. che pregava per tutti. Uno può anche crederci o non crederci, però il rispetto deve rimanere. Ecco, rappresentava qualche cosa. E beh, come si fa a dire non esiste la malattia? E poi muori di quella stessa malattia? Oggi c'è un bellissimo commento di
Fernando Camon Sì, ah, che, che ironizzava, ma fino a un certo punto, con quello che si curava con i clisteri di candeggina. sì. Cioè, io non capisco nulla, ma la candeggina l'ho sempre sentita Non è nominare, corrosiva, tra l'altro. l'ho sentita Cioè, nominare per pulire a fondo il closet o cose del genere, non per curarsi dal... È anche vero però che c'è stato un presidente degli Stati Uniti recentissimo che diceva mi curo con bisogna curarsi con la candeggina, quindi non si capisce. E non stiamo parlando di un cretino o di uno ignorante o di uno, stiamo parlando di una persona che era la più potente del mondo, di quel mondo. sul fatto che forse rappresentava. un ignorante, non ignorante avrei dei dubbi, comunque. Però, insomma, questo certamente rimane sconcertato e non le capisci determinate. Per questo penso che sarebbe stato giusto e opportuno in quel momento fare un obbligo vaccinale, si risolveva. E lì non se la sono Almeno sentita, non ho hanno capito, avuto coraggio. Però prima o poi ci devi arrivare. Ma ci arriveremo, E allora, ho capito, ma non era meglio fermarli prima che fermarsi dopo? Il discorso che fai anche nel tuo libro, che la politica alle volte nega determinate soluzioni come dire, per opportunità, per valutazioni che sono lontane dal bene comune della popolazione. Infatti volevo tornare sull'argomento delle fedi di sanità e del nostro Green Pass attuale, no? Non sono la stessa cosa, perché la fede di sanità diceva che tu venivi da un luogo che non era contagioso, non era contagiato, mentre il nostro Green Pass dice che noi non siamo contagiosi, è un po' diverso. Però comunque era un'attenzione rispetto alla persona, ai movimenti, alla mobilità, no? E non era certo una dittatura, era... Poi vedi, da quei documenti, se leggendo, scopri che uno gli dà, è stato contagiato dal gatto, colpa del gatto, cioè. L'altro è colpa di non... Ma io mi chiedo appunto la questione del Green Pass, no? Questa avversione terribile che molti hanno, per fortuna non molti, alcuni hanno, che riempiono le piazze, per cui sembrano tanti, in realtà sono una minoranza, no? Ma siccome si fanno vedere, sono molto rumorosi, fanno parlare di sé. Allora io mi chiedo, ma se proprio il Green Pass ha permesso all'economia di riprendere, alle scuole di riaprire, ai negozi di poter lavorare, ai ristoranti di poter lavorare, perché non si riesce a far capire a questi movimenti, che forse hanno altre finalità molto più subdole, che cioè, questo è lo strumento che ha permesso di uscire dall'isolamento, dal lockdown, e che permette al paese di vivere, no? Le mascherine, il distanziamento, tutto quello che sappiamo. C'è qualcosa di irrazionale oppure di talmente politicamente subdolo per creare caos, per creare confusione, per creare attorno a loro un movimento di persone che forse non si rendono conto a che cosa stanno partecipando? Cioè, io questo penso. Sicuramente c'è chi sfrutta questi atteggiamenti a scopi elettorali o economici. In America mi pare che da poco è stata venduta la rete di questi Novax a delle società che li sfrutteranno per usi commerciali, quindi gli offriranno tutte quelle cose che pensano che vadano a bersaglio con loro. Ma mediamente tutti questi, i nostri Novax, hanno un telefonino, sicuramente, hanno un cellulare. Sicuramente i nostri Novax vanno in banca, entrano in autostrada con un telepass oppure entrano in un ufficio postale, prendono un autobus, salgono su un aereo, fanno una vita o facevano una vita normale. Ora ogni mattina quando tu accendi il tuo telefonino la tua presenza è registrata da qualche parte. Sei tracciato ovunque. Sanno dove sei. Se tu vai in autostrada, il telepass segnala che la tua macchina, che la guidi tu o che comunque la tua macchina è passata. Entri alle poste e ci sono delle telecamere che ti inquadrano. Quindi ti vedono. Ma anche in città ci sono le telecamere dappertutto. Vai in banca e succede la stessa cosa. Sei in una zona centrale, infatti oggi come ricostruiscono molti episodi anche di criminalità con le telecamere, tu sei tracciato ovunque. Cioè, è possibile che tu, che sai che sei tracciato ovunque, che la tua vita è tracciata, ma perché è il tipo di vita che facciamo oggi. Uno non è, magari non si chiede se, certo che ogni tanto ti chiedi, ieri ho acceso il cellulare, ho guardato
la voce di Edoardo Vitalis e il giorno dopo ti arrivano tutte, tutte le segnalazioni che ti dicono: guarda che Edoardo Vitalis ha scritto un libro, guarda che Edoardo Vitalis ha fatto questo, guarda che legge e dici: ma io non ho solo guardato per fargli gli auguri di buon compleanno. E quindi è tutto, è così. Cioè, questo tipo di vita e comincia a porti il problema non di tutto quello che ti accompagna nella vita di tutti i giorni, che va bene perché lo accetti, perché ti serve, ma che cosa mi mettono se mi fanno il vaccino. Infatti. Per arrivare al paradosso di quel signore che ieri è andato a farsi il vaccino con un braccio Sì. coperto di silicone. E poi Ma è pazzesco. e poi si è scoperto che è un operatore sanitario sospeso, un medico. Cioè, vuol Siamo dire, veramente alla follia. se a volte la fantasia viene superata velocemente dalla realtà. Beh, sai, come quelli a Napoli, mi pare, o in Campania, quando è venuto fuori l'obbligo delle cinture di sicurezza che vendevano le magliette con la striscia nera. Vabbè, siamo creativi, no? Noi siamo creativi, siamo un popolo mediterraneo. Questa però, questa non è creatività, perché tra l'altro chi non metteva la cintura lo faceva a suo rischio, perché aveva un incidente e senza cintura gli effetti negativi erano molto molto superiori a se avesse avuto la cintura. Questo che si presenta col braccio al silicone non lo fa a suo rischio, ma a mio rischio. Certo. E questo è un discorso. Certo. Cioè lo fa a rischio degli altri. Cioè se io vado a vaccinarmi correttamente, lo faccio per me, ma anche per gli altri. Tu invece non lo fai per gli altri, lo fai solo per te e non te ne frega niente di tutto quello che è successo dei bambini, degli anziani. Ma di questo niente. è l'individualismo imperante, però, no? Ecco, Anche per quello probabilmente è un quello tipo è. di società che è cambiata, non ce ne siamo accorti, forse misuriamo le cose, ma magari a una certa età le misuri con i metri che hai avuto e non stai attento, però è cambiata e poi siamo in una fase in cui a governarci dappertutto non sono le eccellenze che sono rare, sono i mediocri. E il mediocre difficilmente si circonda di qualcuno più capace, si circonda di chi è meno capace e mantiene lo stato quo, quindi non ha nessun interesse a far crescere la società, a stimolare il dibattito, le idee, ma a conservare le cose. Ma questo accade in tutti i settori, dal giornalismo alla televisione, alla medicina, alla magistratura, alla politica, per cui è difficile. Normalmente è quella la situazione. Che triste. È Diamo un messaggio di speranza, Edoardo, dai. Beh, tanto- Perché tu finisci questo libro con un messaggio di speranza alla fine, no? Perché dici che appunto non aspetta, che non esiste ce l'ho una qua. notte infinita. Che, appunto, che, sì, io penso al messaggio di speranza. A un certo intanto, punto la luce arriva. io penso che si debba tornare a Non c'è nella vita una notte infinita, basta un vaccino per dire che è giorno. Quindi chiudi con la che speranza. sia anche un buon giorno. Io penso che si debba ritornare alla normalità. In qualche modo ci siamo avvicinati piano piano, tenendo con le precauzioni adeguate. Anche tu hai la mascherina, io non ce l'ho. È perché non ho ancora fatto la terza dose. Io ho fatto la terza, Per quella mi ragione. sento meglio, però no, se tocchiamo ferro, non lo so, però è questo il discorso. Il messaggio di speranza sicuramente, perché noi siamo meglio del virus, siamo meglio di chi non ci crede e siamo meglio anche di chi rema contro. Io penso che siamo meglio e quindi possiamo andare avanti e guardare avanti con speranza in tutto. E anche in periodi come questi non è il fatto che ci sono fuori le luminarie nel Natale, è che il Natale in qualche modo è un segno che non che si debba far festa a ogni costo, ma che si debba pensare che qualcosa può cambiare in meglio, non in peggio. Abbiamo già avuto un anno e mezzo di brutte storie, dovremo riuscire a recuperare, anche perché se non torniamo alla normalità si fermano tante cose, perdiamo tutto quello che abbiamo guadagnato si fa in fretta a tornare indietro e anche a tornare indietro in maniera brutta. Cioè uno dovrebbe guardare davanti, non pensa ai figli, al lavoro, alle prospettive, alle famiglie, alle case. Non lo so che tipo di società abbiamo creato, perché da una parte
ci sono quelli, come dicevi tu, che sono molto egoisti. Dall'altra c'è anche una società che ha una certa età e che per natura non è che deve guardare molto avanti, guarda più indietro che avanti, e comunque le sue prospettive cioè se tu a 40 anni devi farti la casa, ti fai un mutuo perché pensi che puoi fermarlo anche per 30 anni, ma se a 80 anni devi fare un mutuo non te lo fa nessuno, e anche tu non è che pensi che per 30 anni puoi pagare il mutuo, quindi ci sono dei cicli della vita, dei traguardi che, oltre i quali non puoi andare, per cui è un paese dove si nasce di meno, per cui alcune cose sono anche giustificate dalla situazione della società, però altre no, cioè l'egoismo non ha mai una giustificazione. Cioè la gente che non riesce, anche tutte le polemiche sul clima, è chiaro che chi combatte di più è chi deve occuparlo il mondo. Io ho meno ambizione di occupare i prossimi 50 anni, no? Con tutta la presunzione forse ho difficoltà a dire ci sarò, mentre invece chi ha 10 anni oggi ha tutte le carte in regola per dire io ci devo essere e devo trovare un mondo migliore di quello che mi stai lasciando, quindi lasciatemelo in grado di essere vissuto anche da me e non solo da essere sfruttato da voi che l'avete già più che sfruttato. E anche questo discorso dei vaccini, cioè se il futuro è che ogni anno dobbiamo farci per qualche anno un vaccino, vabbè, ben venga, dov'è il problema? Ma infatti. Cioè non ha mai ucciso nessuno, non è, e allora però bisogna che anche la politica, anche la società, anche la cultura, anche la scienza spieghino bene, cioè forse c'è stato un errore di comunicazione, forse anche tutta questa pandemia televisiva ha seccato, ha esagerato, perché non tutti siamo, cioè, una cosa è parlare della nazionale di calcio, allora tutti possiamo fare il CT della nazionale, tanto non muore nessuno, al massimo perde una partita ma non succede nulla. Un'altra è pensare di sapere quello che gli altri sanno dopo che hanno studiato una vita e ci sono arrivati magari anche con molta fatica, e che tutti possano, non siamo virologi, quindi ognuno deve fare la parte sua per quello che gli compete e per quello che sa. Forse è anche il caso che la smettano in televisione tanti. Sì, perché è un martello, veramente, anche la radio. Io non ho la televisione, ma ascolto Radio 3 e soprattutto la mattina ci sono i programmi di approfondimento giornalistici, così. Cioè, la parola Covid è ogni 2 parole. Cioè, veramente ti prende l'ansia. Allora, temo che delle volte la negazione della pandemia sia anche il rifiuto di tutta questa ansia che ti mettono, perché chiaramente e le varianti, e prima la Delta, adesso la Omicron, quindi questa comunicazione è ansiogena, effettivamente, dobbiamo dirlo. Per cui forse sarebbe il caso non di silenziare l'informazione, perché noi dobbiamo essere informati, però di essere meno invasiva, invadente, continua su qualsiasi anche emittente, a tutte le ore. Anche cioè, su Novax, credo che l'informazione abbia esagerato, abbia sbagliato, cioè tu devi dare anche, sicuramente, non siamo in politica dove diciamo lo facciamo perché c'è la par condicio, ma qual è par condicio? Cioè questa non è che devi andare al voto un partito o un altro, cioè tu quanto rappresentano i Novax? Il 5%, il 10%? Tu gli dai l'informazione che spetta a quel 10 o a quel 5%, non come se ci fossero solo loro. Sì, oggi, infatti, è questa piazza. l'impressione, no, che Come, le persone hanno. Poi molti li descrivono, e questo però si rifà al discorso di prima, cioè la mediocrità anche nel mio, nel tuo mestiere. Cioè, non sono degli eroi, bisognerebbe dirlo ogni tanto, non è che ci voglia molto coraggio. Forse ce ne vuole perché qualcuno è aggressivo, perché molti sono stati minacciati di morte, persino Zaia ha ricevuto minacce di morte. Però bisogna dirlo, cioè che cosa vogliono, chi sono e basta, ma non è che ogni telegiornale c'è l'angolo del Novax. Perché? Perché? Sì, no, hai ragione.
Cioè, diamogli lo spazio che meritano, ma non di più, soprattutto non sono eroi, perché altrimenti gli eroi sono quelli che vanno a vaccinarsi in fila, che stanno ore, come è successo stamattina in questi giorni, in coda, zitti, e aspettano il loro turno, Sì. e fanno una cosa che fanno per sé e per gli altri. Certo. Quindi dovrebbero essere questi, forse avere spazio televisivo o radiofonico. Sono d'accordo. Allora, se non ci sono altre cose che vuoi dire rispetto al libro, No. lo ripetiamo. Allora, Edoardo Pittalis, La Serenissima e le epidemie, scienza, fede e superstizione, come Venezia affrontò il nemico invisibile. Si parla anche del colera, che non abbiamo nominato No, qua, ma che comunque a Venezia ha avuto anche un esito letterario molto importante, come sapete. Quindi insomma si parla anche dell'asiatica, si arriva fino al Covid. Sì, Dalla peste del 1348 fino ai giorni il nostri. colera perché ha rappresentato un momento importante in quella Venezia che si ribellava. sì. La Venezia del 1848, la Repubblica di Manin, che anche questo, cioè, io non ho mai capito perché Milano ha fatto 5 giornate, ha riempito i libri di storia, Venezia ha fatto mesi ed è piccolina, la Repubblica. Mentre invece secondo me era molto più coinvolgente la storia di Venezia, però dove il colera fu determinante almeno quanto le bombe, le cannonate austriache per mettere fine al tentativo di indipendenza della Repubblica di Manin. E poi nei libri ci sono anche cose che io non conoscevo. Io non sapevo che il padre di Marcel Proust fosse uno dei grandi scienziati studiosi della peste. Così come non sapevo che quello che dà alla fine il nome al bacillo della peste fosse uno scienziato strano ma straordinario, anticipatore anche dei tempi, perché a un certo punto se ne va in quello che oggi è diventato il Vietnam, ma allora aveva un nome diverso, a insegnare, a vivere e a continuare le sue ricerche sul suo bacillo che diventa da quel momento col suo nome entra nei libri, nei trattati scientifici. Per cui si scoprono tante cose che non, anche su Venezia, sulla vita dei veneziani. Le scoprirete leggendo questo libro. Veramente merita, è molto interessante, è piacevolissimo da leggere, le illustrazioni sono molto belle, curate e scelte con grande attenzione e con grande anche varietà, perché c'è un po' di tutto. Quindi insomma leggetelo, è anche un bel regalo di Natale. Grazie Edoardo, Grazie a voi, di essere venuto con noi. Alla prossima, al prossimo libro. Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.